tutto quello che i poeti scrivono. Stasera, in quest'ora che ci hanno dedicato, che noi ovviamente siamo lieti di dedicare a voi, avremo modo di farvi ascoltare diverse canzoni del repertorio sardo. Alcune ovviamente tradizionali che tutti conoscono, altre sono di nostra produzione, alle quali noi siamo particolarmente affezionati perché fanno parte di quel lavoro di studio e di ricerca di cui vi parlavo prima. Dicevo che a dirigere il coro di Ossi è ormai da parecchi anni il maestro Danilo Pingiori, eccolo qua vicino a me, a lui l'applauso violento di Trinità Racconto, e iniziamo subito con una canzone che è una tradizionale, l'avete sentita poco fa mentre provava i microfoni. Questa canzone si chiama Sacrapola e ha una caratteristica semplice, una caratteristica anche umana e civile, perché narra di un cacciatore che uccide un animale e che ho sentito alcune voci soliste poco fa e quindi ho detto i loro nomi. Giustamente il coro però è composto di tante altre persone, il coro in genere è uno, però è composto di tante persone che al proprio interno hanno un ruolo ben preciso, insomma. I cori, generalmente i cori sardi sono formati da, come nel nostro caso, da persone che lo fanno per puro senso dell'amore verso il folklore. Non abbiamo la professione di coristi, non abbiamo la professione di cantori. Ognuno ha il suo mestiere, ognuno ha la sua vita, la sua famiglia, la sua storia, per diletto e per amore di indossare anzitutto questo costume, che per noi è una seconda pelle. Quando andiamo in giro con questo, credetemi, noi siamo orgogliosi di essere sardi ovunque nel mondo noi andiamo. E questo è assolutamente vero. E sono orgogliosi di indossare quest'abito, questo costume, questa seconda pelle, questa sera, Danilo Pingiori. Vi sto presentando. Poi è orgoglioso di indossare l'abito Mariolino Daga, Tonio Serra, Tonio Secchi, Vincenzo Mura il presidente, Francesco Pinna, Mario Masia, Franco Scanu, Vitto Secchi, tutti i nomi altoatesini come vedete, Andrea Tedde, Mario Bianco, Pier Michele De Fenu, Franco Canu, Bartolomeo Porchi, una fatica a ricordare i nomi, Nandino Schumacher Lardu, grazie Nandino. Poi Antonio Linzas, eccolo qua, Giuseppe Soggia, Gian Maria Martinez, Andrea Fancellu, Sandro Serra, Torricino De Rudas e Tonino Sanna che vi parla. Ah, ci abbiamo Antonietto, ne abbiamo uno piccolino, appena nato e invece di... se n'è andato. Comunque ce n'è uno piccolino, se lo vedete in giro, quello si chiama Tonietto Serra ed è il figlio di questo signore qua. Allora, è dura da ascoltare, immaginatevi quanto è dura da cantare, va via la voce. C'è un poeta, c'era anzi un poeta di Ossi, non era un poeta, era un signore che tanti e tanti anni fa, come tanti uomini e tante donne della nostra Sardegna, è nato via per motivi di lavoro. E mentre è emigrato in Germania e mentre lavorava in Germania, Tiu Massimino Usai, così si chiamava questo nostro compaesano, Tiu Massimino venne a sapere che una sua nipote a Ossi aspettava un bambino. Beh, la notizia lo colse ovviamente mentre lui era fuori per lavoro, ma lo rese felice. Lo rese meno felice quando venne a sapere che questa gravidanza era un attimino a rischio. Insomma, la nipote che aspettava il bambino aveva un attimino un po' di difficoltà nel portare avanti la gravidanza. E lui, come segno beneaugurante, pur essendo un poeta dilettante, scriveva giusto per diletto, lassù in Germania scrisse due righe, due cosettine. Queste righe divennero una poesia che lui poi mandò a Ossi e fece recapitare alla nipote. E questa poesia raccontava in maniera molto semplice dell'augurio che lui faceva alla nipote, anzitutto per la gravidanza, e poi al suo futuro nipotino o nipotina, perché non sapeva cos'era, affinché nascesse bene anzitutto, affinché venisse al mondo in maniera
eccezionale e splendida, e affinché dalla vita lei avesse o lui avesse le cose più belle. Ho detto, mi viene da dire sempre lei, perché poi alla fine è nata questa nipotina che oggi, grazie a Dio, ha 21 anni. Io so che il nipote di zio Massimino questa sera è qua con noi, abbiamo anche l'altro nipote che... il figlio di zio Massimino è qua. Mi emoziono quando dico questa cosa perché è bellissima. Il figlio di zio Massimino è qua, il nipote invece, Bartolomeo, canta con noi, ed è una poesia bellissima perché ha un titolo ben augurante. Il titolo si chiama Accentannos ed è, per chi non fosse della nostra zona, cioè dell'isola, è l'augurio che noi sardi in genere facciamo quando ci lasciamo, quando salutiamo le persone. E l'augurio più bello che facciamo è Accentannos, cioè rivederci fra 100 anni. Quindi questo 18 agosto del 2002 a Trinità da Culto, rivederlo nel 2102, cioè fra 100 anni io vi auguro di essere tutti qua a festeggiare la festa della birra. Del resto si dice che chi beve birra campa 100 anni. Accentannos a tutto! I solisti di Accentannos abbiamo il mitico Tonio Secchi, mi deve una birra per questo. È una bestemmia però, 100 anni. Dipende a cosa dice. 200 anni, ma che scherzo. Perché non è così? Magari. No, lascia perdere. È insopportabile, certo, non proprio certo. Ogni ora, ogni momento, ogni ora, ogni momento, ogni minuto, ogni momento, ogni minuto, ogni momento, Samanu viene del Signore, Samanu viene del Signore, come a Maria da Giua, ogni ora, ogni minuto, ogni ora, ogni minuto, ogni minuto, ogni momento, ogni minuto, ogni momento, Samanu viene del Signore, Samanu viene del Signore, come a Maria